Rieccoci a Primus Inter Pares, l'appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, siamo in diretta sulla pagina Facebook, scusatemi. Ospite abbiamo l'assessore Roberto Marcato, assessore regionale allo sviluppo economico. Nella prima parte ovviamente tratteremo l'energia, tratteremo tutte le problematiche che ci sono attualmente, sono davvero tante, e chi se non Marcato può magari cercare di chiarircele. E però avevamo iniziato il ragionamento sulla Lega, una Lega un po'... sta lavorando e vivendo su un filo di rasoio. Prima della pubblicità le ho detto parliamo di Bossi, però prima di riparlare di Bossi, per capire cosa si era parlato che dopo queste votazioni dovevano esserci tutti i vari congressi. Ma ci sono questi congressi? Ci saranno oppure continuate a dire cose che poi non vengono mantenute? No, beh, continuate. Io continuo a chiedere e qualcuno risponde con risposte che poi non trovano corrispondenza nella realtà. Stiamo facendo i congressi di sezione, che anche lì sembra che sia chissà quale macchina organizzativa, non lo dico per chi fa passare questa idea, sembra che sia una sta roba di miliardi di persone. Congressi di sezione nella Lega, le sezioni nord sono fatte da 5, 6, 7, 8, 10 militanti. L'usanza era che se trovavamo al bar si decideva chi era il segretario, chi era il direttivo, a meno che non ci fossero problemi particolari, bicchierata, tutti a casa. Questa non pensiamo che sia che ne so, il Presidente della Repubblica qua scorta e non è così. Quindi questi si possono fare in 5 minuti. Non in 5 anni, 5 minuti. Vabbè, ma dopo questi militanti non fanno un programma, un progetto, sono solo quelli che lavorano per... No, ma certo, ma è così, ma i rapporti fra militanti sono questi, cioè non è che c'è tutto un regolamento da seguire, lo statuto, ma siccome sono più o meno tutti amici, tutta gente che si conosce, si decide chi è che si candida. Io di solito sono tutte candidature uniche dove c'è la condivisione di tutti, è difficile si vada allo scontro nelle sezioni, quindi là si fa prestissimo. Il passaggio successivo, perché è stato tolto sbagliando le circoscrizioni, che in realtà erano un passaggio di mezzo fra la sezione e il provinciale che avevano un ruolo organizzativo. Quelle sono state tolte sbagliando, secondo me, e adesso c'è la provincia. E lì bisogna fare i congressi provinciali. Hanno detto che si fanno tutti entro novembre. Siamo in attesa di questa convocazione a novembre e a gennaio si faranno tutti i regionali. Parla in tutta Italia, si faranno entro novembre? Tutta Italia, sì. E quindi decide Salvini la data e il tempo? Hanno deciso il federale. 20 giorni fa hanno detto che i provinciali si fanno entro novembre e i regionali si fanno entro gennaio. Punto. L'hanno detto loro, non ho detto mie. Io sto a quello che dicono loro, al federale. E lei per novembre non ha novità che ci saranno questi congressi? Al momento no. E ha detto, ma lo facciamo perché ci avete detto con qualcuno, lo dirà qualcuno? Beh, me lo auguro, se no lo chiederemo. No, lo chiederà, dico lei lo dirà. Ma io lo chiedo ogni giorno. No, ma io lo chiedo ogni giorno. A chi lo chiede? Lo chiedo ai rappresentanti, lo chiedo in TV, lo chiedo nei giornali, lo chiedo attraverso i militanti, lo chiedo sempre. Cioè. Senta, lei è stato un po', molto, assieme ad altri militanti del Partito della Lega, molto critico e polemico nei confronti dei dirigenti della Lega stessa. Ha avuto ripercussioni in questo perché si parlava di molti che potevano essere espulsi, altri che non facevano più parte del partito. Ecco, ci sono delle ripercussioni? No, e non me ne frega assolutamente niente. No, e non me ne frega assolutamente niente. Nel senso che se qualcuno immagina di poter gestire il partito così come aveva immaginato qualche anno fa Flavio Tosi, e cioè gestirlo attraverso provvedimenti disciplinari, espulsioni, commissariamenti, cioè blindando, militarizzando il partito, ecco, lo rifaccia e farà la fine di Flavio Tosi, uguale, identica. Qui non è importante il mio futuro in Lega, qui è importante il futuro della Lega. Quindi se di fronte alla richiesta di discussione per capire che cosa è successo, ma soprattutto per mettere in atto tutto quello che è possibile, per riprenderci il territorio, per riprenderci il consenso e per ridare nuova linfa vitale, nuovo entusiasmo, nuova spinta ai nostri militanti, se per chiedere questo io vengo buttato fuori dal partito, io non merito quel partito. Questo deve essere chiaro, perché ho chiesto una discussione io.
Non ho nemmeno chiesto le dimissioni né di Salvini, non ho chiesto le dimissioni di nessuno. Ho solo chiesto una discussione. L'ho chiesta all'indomani del cataclisma di Verona e di Padova, che qualcuno ha cercato anche di giustificare. È stata una sconfitta inaccettabile, immonda. Ho chiesto di fare un'analisi, mi hanno detto tutti i dirigenti del partito che non bisogna fare polemiche sui giornali. Questa è stata la risposta. E mi devo cercare di dire, ma voi davvero pensate che Padova abbiamo avuto quella sconfitta per le polemiche sui giornali? Non è che abbiamo sbagliato candidato, sbagliato campagna elettorale, sbagliato i temi, sbagliato tutto? Perché adesso, con tutto il rispetto per Sergio Giordani, non è che stiamo parlando di un anfitrione della politica, no? Di uno che muove le masse con una dialettica che scalda i cuori. Sì, ho capito, ma persone serie sono in tanti, quindi Giordani da un punto di vista politico era assolutamente battibile, ma se tu metti uno che è l'altra copia di Giordani, solo di centrodestra, uno dice ma perché devo votare questo che è compagno? Tanto vai che vota Giordani. Campagna elettorale inesistente, hanno speso soldi del partito in una maniera 103 e quasi 140.000 euro di campagna elettorale. Abbiamo fatto la divisione di quanto è costato ogni singolo voto. Ma come è ciappare la gente, portarli a Maiana Pizza e offrire la birra, a fare ne do le birre? Ma stiamo scherzando. Di fronte a questo ti chiedo un'analisi e la risposta è basta polemiche, ma basta polemiche. Abbiamo fatto un risultato drammatico a Padova, basta polemiche. Basta polemico, le hanno detto guardandola negli occhi o tramite la stampa? No, eravamo collegati via quindi web. A quattro occhi, insomma? Sì, a quattro occhi. Lì ho alzato le mani, ho detto basta. Si è arreso? Io mi sono arreso. No, perché ho detto, allora, quando ho fatto questa analisi, non si sapeva ancora che saremmo andati al voto adesso, perché il governo era ancora in carica. Già il voto di Verona e Padova faceva capire che in Veneto qualcosa perdavate. Allora, io ho detto, signori, oggi noi abbiamo perso la Regione Veneto e abbiamo la certezza che Fratelli d'Italia ci sorpassa. Sorrisini. E ridi? Adesso rido. E Fratelli d'Italia già... Ride di più. Fratelli d'Italia ride molto di più, loro. Sono vostri alleati. La Donat-San già... Ma siamo due cose diverse, sì, però. Ho capito, però siete assieme. Certo. Per governare l'Italia un paese siete assieme. La Donat-San ha detto, mi piacerebbe candidarmi, ovviamente ha fatto un'affermazione legittima perché adesso ha vinto nel Veneto, quindi dice, momento, basta Lega o Fratelli o Forza Italia a governare la Regione Veneto. Adesso ci siamo anche noi. Mi farebbe piacere. Ha già dato un piccolo segnale, Certo, ma voglio dire, ma è normale? Con un risultato, allora, l'errore casomai è quello di pensare che la politica sia una linea continua, purtroppo lo sappiamo tutti, in 24 ore cambia il mondo. Se io immagino i titoli dedicati a Renzi quando ha preso il 42%, era una sorta di divinità, 2 anni dopo sparito. Però per colpa sua li ha persi anche lui con quella provocazione, o passa il referendum e dimento. Perfetto, insomma, tutto quello che sì, ma quindi voglio dire oggi che non fra 3 anni mi candiderò, vedo un po' dura. Anche lì, come il ragionamento che stiamo facendo ora, Renzi disse se non passa il referendum io mi tolgo dalla politica, è ancora lì. Ma questo è molto italiano, per questo io preferisco essere veneto. Però anche lei se c'è l'autonomia dovrà rimanere nella Lega al governo. No, Lori, io non sono al governo, No. Io sono al governo della Regione Veneto. Lei fa parte. E no. Ogni volta che ci prendiamo un impegno con i cittadini, mi accosto a morire, lo mantengo. Benissimo. Io non rispondo di quello che non fanno però lei, gli altri. Quando è andato a votare, immagino avrà votato Lega, giusto? Non è che abbia votato PD o... No. E quindi lei col partito è già nel votare, nel dare quel voto, era e sapeva già che la programmazione del futuro per i prossimi 5 anni è con Fratelli d'Italia. Certo. E nel programma, lo ripeto, che avevate stilato prima, è che l'autonomia deve essere fatta, quindi fa parte anche lei di quel giochetto lì. Lei vorrebbe che allora questi qua non fanno autonomia, loro non si dimettono e mi dimetto me. No, dimettersi. È fantastico. No, dimettersi, non so, far capire che lei ha detto che avevano firmato. No, io dirò ogni giorno, ma no,
Questi non ha capito. Quindi siamo uguali mi sarò una brespa qua, attacca, soreccia, la mattina e la sera. Quindi lei mi dice che nell'eventualità che loro non riescono a fare l'autonomia, tornare a casa. Bene, non torneranno a casa. È come Renzi che è rimasto lì. Staranno là, andremo al 3%. L'Italia è uguale per tutti. Ma certo, qua viviamo, sì, purtroppo viviamo qua. E in virtù di tutto questo lei dice, Bossi senza rabbia, che sembrava che non entrasse nemmeno in Parlamento, invece per fortuna poi hanno rifatto i conti, i conteggi, tanto poi comunque lo mettevano dentro sotto un'altra forma, però dice, beh basta, mi sono rotto di Salvini in parole povere. Ritorniamo a fare un altro tipo di politica. E lei, mi sembra, abbia appoggiato questa strategia del suo amato, perché lei Bossi è sempre stata la persona che ha amato più di tutti all'interno del movimento, inizialmente della Lega e poi del partito. Sì, allora io l'ho detto anche pubblicamente, allora, io non amo le operazioni nostalgia. Cioè se noi parliamo di un ritorno romantico alla Lega Nord, agli anni '80, io non ci sto, non mi interessa, io guardo sempre avanti. Io immagino il mio partito, la mia regione, la immagino fra 5, 10, 15, 20, 100, 200 anni, ma mi guardo sempre avanti. Quindi le operazioni di nostalgia non mi affascinano e non mi interessano. Nel tema di Bossi però c'è un elemento forte, strutturale. Cioè lui dice, ragazzi, guardate che noi in questi anni la questione settentrionale non è stata risolta ed è rimasta tale e quale, e il divario fra nord e sud si è amplificato. Cioè dopo 30 anni di politiche, di fatto, noi abbiamo un sud sempre più povero e un nord sempre più ricco. Questo è, con un centro che sta un po' qua, un po' di là. Lui dice, vogliamo tornare a parlare di territorio, vogliamo tornare a parlare di impresa, di piccole partite IVA, degli ultimi, della signora Maria che non ce la fa arrivare a fine mese, vogliamo intercettare questo mondo o continuiamo a parlare di Russia? No. Ecco, da questo punto di vista Bossi, come sa fare lui, senza urlare, ha dato una scossa. Ha dato una scossa e ci ha ricordato tutti per quale motivo siamo nati. E quindi? E quindi bisogna ritornare su quei temi. Togliendosi dalla Lega e fare un altro partito? Assolutamente, perché no. È l'ultima cosa che vuole anche Bossi, assolutamente. E allora Bossi cosa vorrebbe cambiare il segretario? I latini dicevano nulla salus extra ecclesiam, non c'è salvezza fuori dalla Chiesa. Chi è uscito dalla Lega e ha tentato altre vie, altre iniziative? Lui che ha fatto. Però se come dice lei, se me lo dice lei non ho dubbio di non crederci, dice state attenti perché se andiamo avanti così ritorniamo al 3% iniziale. Ma io sono certo. Lei si ricorda se non cambiamo qualcosa, siccome io avevo previsto anche questo risultato, ahimè mi spiace fare a Cassandra, però se continuiamo così andremo al 3%. Poi lo chiameranno il Corvo della Lega, si dice così. Magari, perché Il Corvo tra l'altro è un film meraviglioso che mi piace amare. Sì, quindi... ma non nel senso del film, in un altro senso. Ma non era un corvo mio, ma è già capito. Però, ma si ricorda quando eravate al 3% che anno era più o meno? Sì, mi ricordo perché è stato l'ultima parte di... Vediamo se ha buona memoria. L'ultima parte di Bossi, poi è arrivato Salvini, e io mi ricordo che c'era un sondaggio che ci dava al 2,9. E Salvini quando è arrivato? Salvini, lui è arrivato 2000 e... Io le date. 14? Può essere, sì. Allora andiamo a vedere questa scheda, così le facciamo vedere in questa grafica. Meglio, così, perché poi le facciamo fare. Allora, la Lega di Salvini, le leghe politiche 2013, pre-Salvini aveva il 4,9% alla Camera e il 4,33% al Senato. Alle elezioni abbiamo messo un po' tutto, tanto per avere le idee chiare, Marcato. Lei probabilmente non se le ricorderà punto dopo punto, però alle europee del 2014 avete raggiunto il 6,15, quindi un bell'aumento.
Poi alle politiche 2018 qui avete fatto davvero già un bel passo in avanti, 17,36 alla Camera, 17,61 al Senato, dunque già di buoni risultati per poi esplodere nelle europee del 2019 con un 34,29%. Un numero sempre alle europee come fatalità la stessa strada, mi sembra, non gliela faccio vedere la fotocopia di Renzi, che ha fatto più o meno lo stesso passaggio, la stessa via che avete fatto voi, un po' diversa però nel senso che aveva preso il 42% nelle europee. Poi nelle politiche la Lega prende, se uno guarda il dato del 34% al 2019, in 3 anni siete riusciti a perdere il 26%, 25, insomma, mi perdoni se sbaglio di un punto o no, e insomma qualcuno dovrà pur dire... No, rispetto a 8, 6, 24, 36, un terzo siamo. No, ho detto, rispetto alle europee del 2019, ha perso 25 punti, 26 più o meno. No? La domanda, nel perdere 26 punti, che sono quelli 26 che ha preso fra l'altro Fratelli d'Italia, dunque ne avete perso una caterpa, sì. E qualcuno di voi dovrà dire sì, abbiamo sbagliato, sono deluso, non lei. Allora, anche Salvini l'ha detto prima, sono deluso della campagna elettorale e basta. Hanno fatto un federale dove lui si è fatto dare mandato tu di gatta suo, ha detto che va bene così, che va tutto bene, mi sono contento. Guarda, cioè, adesso, se facendo così noi ritorniamo al 20%, ma mi sono contento, chiedo scusa, tanto di cappello, ma siccome non mi sembra, non vedo un cambio di rotta, e soprattutto quello che mi dispiace è che chi è attorno a Salvini oggi, il famoso cerchio magico, sì, che di magico ha pochetto, è un cerchietto, là. È tutta gente che magari gli dà ragione, invece non deve dargli ragione, bisogna analizzare, ma che problema c'è a capire perché hai perso? Che problema c'è? Cioè non è che non dicendolo la gente ti ridà fiducia, non è così che funziona. Tu devi capire perché la gente ti ha abbandonato e una volta che hai capito mettere in atto tutte quelle modalità che ti consentono di tornare a essere interprete del territorio. 2 anni fa, Zaia, che è leghista se non sbaglio, no? Vince con il 77,8%, un numero mai visto al mondo. Oggi rischierebbe qualcosina, del 77 rischierebbe. Continua ad essere il governatore più amato d'Italia. Non so se hai visto i dati sulla... Però l'autonomia un po'... Non so se hai visto i dati sull'appeal che hanno i leader politici. Lui è perennemente in crescita. L'autonomia a qualche punto lo perderebbe. Ma non è lui, cioè lui tutto quello che doveva fare l'ha fatto. Noi altri abbiamo fatto il referendum per dare forza al coso, ce lo siamo pagato, abbiamo fatto a tessera, abbiamo fatto campagna elettorale. L'ha pagato i Veneti. Sì, ce lo siamo pagati perché l'Italia non ha avuto. L'ha pagato i Veneti. L'Italia non ha avuto pagato. In Emilia Romagna non serviva e anche lì è passata ce lo siamo pagati. In Emilia Romagna non l'hanno fatta il referendum, però l'autonomia ce l'avevano ugualmente come noi, l'hanno richiesta. Infatti il l'ho portato a casa. No, ma nessuno, ma loro almeno hanno risparmiato i soldi del referendum. Sì, no, noi guardi che non si risparmia sulla democrazia. La democrazia è la cosa più bella del mondo. Si ottiene il risultato. Ma bisogna dirlo a chi che ha a decidere. Cioè lei continua a dirlo a me come se dipendesse da me. Ma non c'entra, io a chi dovevo dirlo, io l'ho detto. Non sono io il segretario federale, non sono io il presidente del Consiglio, non sono io il ministro per gli affari regionali, non sono io. Quando lo sarò? Mai, perché non lo sarò mai, qualcuno me lo potrà dire. Fino a quel momento loro devono decidere e loro è la colpa e la responsabilità. Noi da qui abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare. Abbiamo creato un team di esperti costituzionalisti, no? Tony Sugaman e Bepi Baciocco. No, ok, abbiamo fatto un team di esperti capitanati da Bertolissi, che credo che sia uno dei massimi esperti costituzionalisti d'Italia, e questi hanno creato l'autonomia nel rispetto assoluto delle regole, della Costituzione, della normativa vigente, del tutto. Che non passerà. Che non passerà.
È lì il punto marcato che non troviamo. Ho capito tutto quello Ma lei che deve dice. chiamare Però qua, lei deve chiamare qua. Devo Chi par- è al governo? Devo parlare con Salvini, quindi. Allora, no? chiami Salvini che dica che domanda. E se fa salire Salvini, quando la facciamo? Nel programma di governo, leggo, perché non si sa ancora, sembrerebbe, uso un condizionale molto forte, che Salvini potrebbe, uso anche qui il condizionale, fare il ministro delle infrastrutture. Cioè il ponte non dovrebbe più cadere come l'ha fatto quello, tanto per, mi auguro che a prescindere chi sia ministro. ci sono delle strade che crollano perché basta un po' di pioggia, ieri nelle prime pagine del Corriere, vabbè, non vuol dire. La domanda non è un po' penalizzante un uomo che ha fatto il ministro degli esteri, che era interni? Scusi, ministro degli interni, chiedo scusa, che era in procinto a poter diventare lui quello che doveva fare il nuovo governo nell'eventualità avesse preso più voti di Fratelli d'Italia, ritrovarsi a fare questo tipo di ministero non è un po' penalizzante, oppure lei lo trova comunque, se fosse... chiedo il suo pensiero, gratificante ugualmente? No, se fosse il Ministero delle Infrastrutture, cioè i ministeri importanti sono infrastrutture, interni, economia, esteri, finanze, giustizia, questi ministeri che conta, e quelli che hanno portafoglio. Anche il suo conta, Sì, lo sviluppo economico, cioè i ministeri con capacità di spesa. Sì, però è molto più importante gli esteri, è più importante ovviamente quelle che dicevamo. Attenzione, guardi che allora il Ministero degli Interni ha avuto tutta quella eco perché c'era Salvini che l'ha usato così come l'aveva detto in campagna elettorale, tra l'altro, quindi quando qualcuno si è meravigliato che bloccava i porti, cioè ragazzi, l'ha detto in campagna elettorale. Ma è stato interni. Sì, ma abbiamo sempre avuto ministri di profilo molto soft, cioè mentre Salvini l'ha fatto in maniera muscolare. Sì, però interni ed esteri. Quindi, dal punto di vista del peso. Guarda, interni ed esteri sono tutti importanti, che la sanità, addirittura sembra che alla sanità ma possa. Guardi, per esempio, gli esteri Guardi, oggi. si parla molto di Palù, ministro della sanità, sono contento perché poi tra l'altro è stato conosciuto poi nella mia trasmissione, nella prima abbiamo fatto tra internet quasi 10 milioni di ascolti. Palù sarebbe una benedizione. Ecco, noi l'abbiamo avuto per primo quando ancora un po' grandi, e mi hanno chiamato tutte le grandi testate nazionali per avere quel filmato dove aveva criticato Crisanti. Però dico, sono tutti importanti i ministeri dei Castelli, sono tutti importanti, però ovviamente esteri, interni, sviluppo economico, scuole. No, guardi, infrastrutture pesa come sviluppo economico. No, che pesa. Pesa come, anzi, può pesare come gli interni, pur essendo due cose completamente diverse. Gli esteri in realtà è un ministero oggi che pesa molto poco, perché la politica estera viene fatta dal Presidente del Consiglio. Sì. In realtà. Quindi quello che noi chiamiamo ministero, sì, va bene, però la vera politica estera la fa il Presidente del Consiglio. Insomma, Di Maio l'ha fatta lui. Per piacere, no. Però l'ha fatta lui, lei mi può dire no, sono d'accordo, non perdiamo tempo. Allora andiamo in pubblicità. Sì, meglio. Andiamo in pubblicità, rimanete con noi tra poco.